Il comitato di Porto Empedocle Mare Nostrum interviene oggi sulla vicenda del dissalatore da costruire presso la centrale Enel di Porto Empedocle, affermando: prendiamo atto dell'operato del presidente Schifani e della commissione emergenza per la velocità e la determinazione con la quale stanno portando avanti i lavori di installazione dei 3 dissalatori di Trapani Gela e quello di Porto Empedocle, completando così la suddetta fase 1, soprattutto se, come preannunciato, ci permetteranno di superare l'emergenza idrica nell'imminente stagione estiva. Si confermano però, continua il Comitato Mare Nostrum Empedoclino, forti perplessità per l'attuale localizzazione provvisoria dell'impianto mobile di Porto Empedocle e si auspica che con altrettanta velocità si proceda all'avvio al completamento della fase 2 con l'installazione del dissalatore fisso previa dismissione completa del dissalatore provvisorio che dovrebbe essere trasferito a Trapani e il recupero dell'area adiacente agli alloggi della Capitaneria di Porto alla sua destinazione d'uso originaria. Si ricorda infatti, continua il comitato promotore, che il decreto del commissario straordinario, oltre al trasferimento a Trapani del dissalatore mobile di Porto Empedocle, prevede la realizzazione del dissalatore fisso nella zona ex IASI ad est del porto empedoclino, destinata già dal 1990 a tali impianti. Quindi, a tal proposito, diventa sempre più urgente e necessitano il Consiglio Comunale aperto e straordinario chiesto dal Comitato Mare Nostrum per acquisire chiarimenti e rassicurazioni ufficiali sui tempi, modi e le risorse finanziarie connesse alla fase 2. E inoltre, conclude il Comitato Mare Nostrum, auspicabile che il Presidente possa partecipare o delegare i propri rappresentanti per poter fornire rassicurazioni sui punti elencati nella petizione popolare che riguarda tale problematica.